amici e bentornati sul canale. Allora oggi vorrei farvi vedere e anche magari approfittarne per dare qualche informazione, specialmente a chi segue questo canale dall'estero. Voglio condividere con voi due post che ho trovato su Facebook, ho trovato molto interessanti. Il primo di André Van Winkler, penso che si dica così, che praticamente ha condiviso diciamo l'effetto foliage che starà per prendere piede nei prossimi giorni, con queste colorazioni incredibili, e queste foto le ha scattate nella zona del Passo Pertica. Siamo nei Lessini, questo altopiano che si trova nelle prealpi, diciamo vicentine, ma il confine anche col Veronese e col Trentino. E questa zona fa parte del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Ma comunque vi metto tutto in descrizione, anche per chi mi segue dall'estero, per trovare questo posto, insomma, perché dal mio punto di vista ne vale sicuramente la pena, specialmente in questo periodo dell'anno. Cercherò anch'io di fare qualche incursione nei prossimi giorni, perché voglio portare anch'io qualcosa a riguardo del foliage. E anzi, scrivetemi sotto se siete stati anche voi in queste zone e se vi sono piaciute, oppure suggeritemi qualche altra zona dove si può fare delle belle fotografie, specialmente in questo periodo dell'anno. L'altro post che vorrei condividere è quello di Paolo Caul, penso che si pronunci così, spero di non sbagliare, e delle foto scattate sul Monte Baldo, un altro monte molto importante che si affaccia sul lago di Garda e che sicuramente chi mi segue dalla Germania o dall'Austria conosce benissimo. Ho scattato queste bellissime foto, cioè con queste sfumature incredibili, che in questo momento sfogliamo insieme. E diciamo che qui il foliage è molto in avanti già per il periodo. Comunque vi lascio sotto in descrizione i link per trovare questi post, che sono veramente, c'è delle fotografie bellissime, c'è delle sfumature incredibili, anche questa per esempio. E vi lascio anche qui il link, diciamo GPS, per capire dove si trova il Monte Baldo, se avete intenzione di fare qualche escursione. Niente, scrivetemi sotto nei commenti se avete altre zone da suggerirmi, sempre legate al discorso foliage. Spero che queste foto vi siano piaciute. Io vi do appuntamento al prossimo video. Vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, un gesto per voi molto gratuito ma per me molto importante. Vi do appuntamento al prossimo video, ciao!